Anna Fenos, Piera Martellozzo, Cordenons. Primo set Motta era partita con il piede sull'acceleratore, il gas spalancato e hanno ottenuto dietro anche di 10 punti, un 17-7. Poi nel secondo siete tornati di prepotenza, avete anche sfruttato alcuni momenti di calo di Motta e nel terzo poi eravate lì come nel secondo. Esatto, abbiamo pagato l'emozione dei ragazzi, noi abbiamo tanti ragazzi giovani che si trovano per la prima volta a giocare con una squadra che era quasi promossa, che era promossa in A2 e hanno pagato proprio tanta emozione. Io ho visto tanta tensione anche da parte non solo dei giocatori giovani ma anche da quelli forti, per cui è lo scotto che dovevamo pagare, però non abbiamo sfigurato perché secondo e terzo set eravamo lì e io sono contenta della prestazione dei miei ragazzi, molto contenta. Il terzo posto in classifica prima di questa partita non era un caso? No, i ragazzi stanno lavorando molto bene, sono molto seri, sono molto legati tra di loro, non c'è nessuna tensione di nessun tipo, tutti collaborano, per cui guarda, io non dico che si meritano il terzo posto, comunque per come lavorano sicuramente tra i primi sì. Qual è l'obiettivo di questa Piera Martellozzo di quest'anno in un campionato nuovo per tutti? L'obiettivo nostro, l'abbiamo detto dall'inizio, è riuscire a salvarci. L'obiettivo mio sinceramente è stare bene in palestra e che i ragazzi lavorino bene per farli crescere, che si meritano anche una categoria superiore. Grazie e in bocca al lupo, alla prossima. Grazie mille, buonasera.